Saluto a tutti e ben agattauso, questa è stata delle partes di questo speciale televisivo che si offende con Paris con Ottavio Niedu, ben agattato Ottavio. Grazie a tu e saluti a tutti. Poi si conta e te succede in parte su Grammo su primo de maio una festa del popolo ispantosa con gente e meda. Tanto può, zero su due numero a suba de Sant'Efisi di Occanno. Voi è bello, Vinza Satitene di Noga, sei su direttore artistico de Sant'Efesi. Noi, compare con Lucia Cosu, che salutavo, è stata questa maniera di contare su che succede a su Manzano con Singhirius, si de Susantu, de sa Straccasa, Vinza a tutte le comunità che sono presenti in sa festa. Più di 2.800 persone. Poi no, più di 3.000, poi a Savini hanno fatto il conto su punti e pianta 3.000 persone. 254 Fianta 180, preso 50, 230, 250 e quasi 304, dunque mera e 17 traccasa. Insomma, è stato un numero di importo, ma una cosa che mi fa di spavento, tanto ne approfitto, Ottavio, vorrei grazie se inizia a chiesa si su Manzano e posinare de Capruso de 120.000 persone in social l'antasigio sa diretta in Basarda e questo vince grazie a su come Castello che sa sa pagina sa festa di Sant'Efesi e Cagliari Turismo, ma vince grazie alla Cabadora, a Sardegna Notizie 24, a tutto so skin che in maniera ta comparsi con noi questa bella diretta posi contare sa festa di Sant'Efisi che sa festa del Sossardo sa festa è una festa devo sempre è una festa non unica poi c'è un teatro però è una festa che di boga rappillo tore uno scanto cosa da importo ma non era poi sardo questa tradizione questo accà più bello dessa vidi e dessa tradizione punti due cose che non si può intisegare punti due cose che hanno da impari e in Sant'Efisi noi su agattauso di avere tutto sul mondo dessa tradizioni con i vestimenta di tutta la Sardegna, pianta più di 80 gruppi, 80 associati con 70 comuni differenti e però dopo tutto questo mondo bello, dopo tutta questa bella ricchezza di squadre, su dei gruppi, su dei straccasa e ho visto sa fidi, sa devozioni, il lacrima sa dessa gente, cioè come tanti boffi toccai su santo, come si punti boffi s'accostai, ci fianta più di forse 20.000 o 30.000 avvate su goccio, una cosa che una cosa di spantumeda e si pone innantisi dei commenti oggi dopo già i 400 anni su 369 cassa vidi Sant'Efisi è sempre più manna. È sempre più manna, noi cambiamo nuda dai 4 secoli a oggi, sapete che teniamo in santo, quando ci viene questa festa manna, che si punta invocare a Sant'Efisi, può domandare questo aiuto, e sa propria fede che c'è oggi. Funti cambiare sul tempo, funti cambiare si modo, e cambiare sul modo per onorare su santo, perché in santo si via tutto differente, oggi onorare con questa ricchezza dei gruppi, su dei associati, su dei squadri, ma noi cambiamo s'animo. In intragnas di ognuno di noi c'è sa propria vidi manna, su propria capi umano, sa propria devozione, posso santo che ci via da in santo. Questa è una cosa troppo bella questa secondo me. Te ha ragione, siamo meta di accordo. E intanto tempo narrare una cosa, sul primo gruppo che tenevo in questa puntata è sul gruppo del Dorgale, che era tornare una cosa. Si scuro Sant'Agosto un commento in questa pagina nostra sono su vari comunicati poi io attiro su canale se quando passa tantissimo su questa pubblicità e in suo canale nostro quando sono spassato su se bisio su santo e quindi io stento proprio pago maniera de biede sistimenta bella di Dorgali però io stento ospiti e quindi in qualche maniera in questo sono stati bravo però non qualche cosa su questo primo gruppo di oggi sul gruppo dei Dorgali intanto in Dorgali ce ne punti d'uso di importo gruppo che punti proprio un riferimento umano tu quando pensi a sa vestimenta sa ricca sa lo scetti de stoffa sa de riccamus de cositura sa tutto canto ma de prendas poi ta in Dorgali c'è una tradizione di oreficeria bravo soro tutto soreria e savrat
traballata a mano, tutta questa filigrana, tutta questa sprendasa arreccata, e cadena, se aneddus, brucia, dogna che si sia cosa, in Durgali esiste, e dunque questo questo gruppo teniti una ricchezza di adero umano, è un ispanto a due piedi. E quando teniamo questo gruppo che è dedicato a questi educatori, Don Milani, che ha fatto un meta, poi giovane in noi, e dunque antidedicato a Don Milani sa sozio, ma c'è pure questo dedicato a Tiscari, questo luogo certo. di una ricchezza manna, questa storia e tutto della Sardegna nostra, che in sa stessa maniera, in sa propria maniera, un gruppo di importo umano, poi punti con rigori, con attenzioni, di bocca fuori, sa tutte le cose, non si inventano nulla, tutte cose che hanno usato, Aida ricca, Zai Sara, una Aida ricca come Uliana Dorgali, anta quantao meda questa cosa di aderuso che usanta in Sandus, e poi cose che non si possono portare, non fonti preso in condizione di santi tornate a fare, ma in sa propria maniera come ti fiante originali, di aderu bello. E poi denguni si andava sul Gavoi, un altro luogo onde si fu inventato proprio una modalità di musica. Poi in Gavoi c'è stata una bella tradizione del tumbarino, no? Proprio un tumbarino fatto in moi, grazie a Dio, con i Baccasa, con i Savelli dei Baccasa o dei Berevesi, prima diventa dei Scani, una cosa che si poteva fare in Santos, ma hanno sempre fatto questa modalità di tumbarino che è proprio a sta moda gavoese, e tenito un bippiolo che pagava lo scorso differenti, pagava del suo solito campitaneso, e su triangolo che è questo idiofono, una nauso che segna la parte ritmica e sa voce. Ma di niente pure su Tumborro o Serraggia, che è questa parti del suo porco con una specie di violoncello, di contrabbasso e tutto canto che faceva dei bordoni, no? E poi questa cosa bella è che quando sta arrivato su sonetto a fine dell'Ottocento in Sardegna, su sonetto questo che si era sul Ganitto, bene, questo suono si è posto a suonare in pari a sa formazioni più tradizionali, più antica, potrei. E mera volta sa tenete una tonalità differente di cosa del suo piolo, ma sta cosa bella è che isso non ti porta a nulla, cioè poi non devi seguire una scala cromatica dei suoni su delle cose che si riau su iscritto in tradizione orale. Si questa cosa a sa comunità di andare bene, tu fai in tesoro, tu tornano a proporre i genia sagaini dopo questo diventa tradizione. Dunque sa per me è una cosa di spanto, ma manno meda bello di adesso. E poi ti impari su sonetto che arrivavo dopo e diventavo mancai era di una tonalità differente, non ti fai nulla, funziona da bene, accompagna da tutto in iscarrela su Zobellardaiolo sa festa dei suoi grannovali, ma de tutto festa de balle. E poi denguni si andava su in Margine, in Silano, in Guni pure tenenti un Bida che vuol pare Crazy a Nuracche su Montesizio Santa Savina è stato su Zasso, secondo me è proprio bello di Sardegna. Ma voi una bida che ha donato, che ha fatto nasci Mura, poeta Mannu Mera, dunque un luogo per la poesia di improvvisazione. Di su museo, Vinza si è fatto dedicato a Paolo Pillonca, e poi su Gruppo Gravasa, io canno non manta manco convidavo per una cedda, si è andata a buffare isso, però sono medio amico di Stefano Pinna, su suonatore, e quindi mi va sempre una gara di subire e mi intendo in dommo quando do subire. Poi mi va che su Gruppo Grava poi isso esprime questa cultura materiale di sei di soro in maniera immediata, cioè essendo discorso ammustrano subito che è stessa cultura materiale di questa idea che il discorso su diventa certo questo su la ballanta in cui si sta in certo e tutto canto, ma Dante Vicao come in moda che ha diventato proprio su folclori de riferimento Gravasa. C'è punti due gruppi a Gravasa o canno tenemo su discorso o canno passato invece mi pare su Gravarisso, dunque un altro assozio bello e tutto, e io su questo ballo con sa granazza in conca a me saperirare questa cosa si tengo un tetto, mi piace da assegnare una cosa,
è vero che Sandus, mancando su noi 100, quando variante è festa, dopo sa festa, dopo manca sa missa e tutto canto, ci via gente che pommo stai, canto fianta bravos, baddenti, fa diventa avere uno scanto può diventa fai singhizzo de su nomini cosa sua in su pruini, va diventa sa vocali, dei commenti comincia su nomi di soro, altro su va diventa sciampitanta e fa diventa biri commenti si sfidante e tutto, e commenti diventa bravos. Altro su va di antabiri come ti pianta bravo a mostrai questa che si narra di smotricitadi e stessa s'approccio differenti se a su ballo questa parte del suo corpo a bella prima invece si muove una irlandesa e dunque c'è questa bella vibrazione dei spesi dei spunta dei pesi potessi fare a pizza e punta se non si fa mai con tozza planta dei subei a terra questo ballo e Sasa fa intibire commenti che all'incuno mancava via di adero bravo baddenti ci ponevano ancora sadassa e nella casta del ballo però si comincia a fare dei vizi su questo gruppo di pedatura e film attura film e poi questa cosa pura questa tradizione che mancava fa di all'incuno ripeto un po' valentia bravo e capazzi e danti fatto commenti moda coreografica che funziona dai fa di spettacolo poi teniamo su Sorgono e Bidoprana d'un luogo onde si assorgono c'è questo ballo di Sannanza che è tutto su Mandrolisai, sa Barbagia de Brevi, finza su Sarcidano, è un ballo di adero i spettacoli, fare spettacoli, poi avanti bene come funti bravo a fare questa danza che è questa danza de vastigio de onnai, de vastigio che è differente da sul ballo a rituali di tundu e poi Bidovrana che sa portare Bidovrana devo già esempi, poi testo un gruppo che aguanta mera bene tradizioni, sì. provincia di mera rigoroso, hanno fatto una pubblicazione di Portumanno, a pizzo dei vestimenta, delle tradizioni, hanno fatto un convegno, una festa, come si balla in Sasa Bidovrana, no? Dopo un gruppo di Portumanno, mi fa piacere a ballo Bidovrana, come tu balla a Brazza. E Sarasa, si firmavo in nome e sapatiamo su questa bella parte dei spettacoli da parte su Grammo con Maria Caterina Manca che guiata e torniamo su così salutare. Ma grazie davvero, sarà davvero un viaggio meraviglioso quello di questa sera, ma vogliamo vedere la piazza che partecipa con il ballo perché sono sicura che lo sappiamo fare e questo è lo spirito di questa serata. E noi abbiamo già qui dietro di me, avrete sicuramente riconosciuto Cabras, il gruppo folk Gli Scalzi. Cabras, il centro che conosciamo tanto per la festa di San Salvatore, la corsa degli Scalzi, un paese lagunare che ha quindi un rapporto strettissimo con il mare, pertanto le scarpe erano di impiccio, no? Probabilmente. E allora ecco questa scelta anche dei gruppi di esibirsi così scalzi anche in onore di quella che è proprio la corsa degli scalzi, quindi tutta la tradizione di Cabras e poi la particolarità di questo ballo, su Ballu Crabarissu, era sicuramente il ballo che veniva eseguito nelle piazze e che poi chi aveva particolare abilità eseguiva con un bicchiere di vino sulla testa, effettuando dei movimenti ritmici molto intensi e con una grande prova di equilibrio cercava di non far cadere il bicchierino dalla testa appunto. E questo sarà l'esibizione del gruppo stasera accompagnato dalle Launeddas di Stefano Pinna. Gli Scalzi, Cabras.
Grazie alle Launeddas di Stefano Pinna, grazie ancora agli amici del gruppo folk Gli Scalzi, Cabras. Bene, noi proseguiamo incessantemente in questa maratona tra i balli della Sardegna, grazie. Bene, noi proseguiamo il nostro viaggio e andiamo a Villa Urbana con il gruppo folk Bidobrana, che invito già ad accomodarsi sul palco. Un gruppo nato nel 2007, caratterizzato fin da subito da una voglia immensa di riscoprire e ricostruire gli abiti tradizionali del paese che erano andati un po' in disuso, interviste agli anziani, recupero di materiale fotografico d'epoca, studio dei capi originali consentono ora al gruppo folk di Villa Urbana di indossare gli abiti più rispondenti alla loro tradizione. E grazie alla disponibilità anche degli anziani hanno ricostruito quello che poi era hanno ripreso quello che era il ballo tradizionale di piazza. I loro studi e le loro ricerche sono confluite in un libro pubblicato proprio di recente a Sa Bidobranesa. E stasera vedremo il ballo di Villa Urbana, il ballo Bidobraese, un ballo vibrante, quello dell'area del Campidano, che fino ai primi del Novecento veniva accompagnato dal suono delle Launeddas e ora invece ha sonorità differenti e più ritmate, accompagnato dalla fisarmonica del maestro Gianni Ore. Villa Urbana, gruppo folk Bidobrana, ballo Bidobraesu, Gianni Ore alla fisarmonica.
Grazie alla Fisarmonica di Gianni Ore, grazie al gruppo folk Bidobrana di Villa Urbana. Grazie ragazzi ancora. Andiamo ad Orgali con il gruppo folk Don Milani. E anche qui veramente abbiamo il privilegio di ammirare su questo palco, dopo averlo fatto già nella processione di stamattina, la straordinaria varietà degli abiti della nostra isola e davvero la minuziosità con la quale sono stati realizzati dalle nostre artigiane e il grande amore, la grande passione con cui vengono custoditi, tramandati e mantenuti in vita da tutti i gruppi folk, come anche fa il gruppo folk Don Milani di Dorgali. Un gruppo molto attivo non solo nel mantenimento delle nostre tradizioni ma anche nella apertura al mondo con l'organizzazione del Festival Internazionale del Folklore a Manudenta che tornerà quest'anno ad agosto e soprattutto anche con l'attenzione del tramandare la tradizione ai più giovani col gruppo Mini Folk de Sospipios. Grande repertorio anche di danze tipiche della zona ed in particolare stasera verrà eseguito il tanto conosciuto su Ballu Torrau accompagnati dall'organetto di Tore de Lussu. Dorgali, gruppo folk Don Milani.
L'organetto di Torre de Lussu, passo in mezzo ragazzi, l'organetto di Torre de Lussu ha accompagnato il gruppo folk Don Milani di Dorgali e noi li accompagniamo con un grande applauso. Grazie. Abbiamo Gavoi, il gruppo folk Proloco. Gavoi è un centro particolarmente attivo proprio da un punto di vista culturale, letterario, naturalistico, di tradizioni popolari dal ballo alla musica del carnevale. E tutta questa cultura è espressione anche del gruppo folk Proloco, che ha festeggiato anche recentemente i 50 anni di attività pubblicando proprio un CD, Chimbantannos de Ballu, realizzato appunto per celebrare i 50 anni dell'associazione e raccontare tutte le sonorità. E a proposito di sonorità, di quanto è sentito il ballo, mi piace citare una frase di Antonello Satta, scrittore di Gavoi, che diceva proprio così: «Quando in bidda babballu, si nottenesi fado chi di drumentana, o bundos chi di bessighini, no podes abbarrare ala e oras abbaidiande e via, depes intrare su ballu». Depes entrare su ballo. E quello che vogliamo noi non è da guardare soltanto, ma è da vivere profondamente il ballo. Va bene, devi quindi... entrare nel ballo. Hanno chiesto la traduzione qua. Okay, Depes entrare su ballo. Deves entrare su ballo. Devi entrare nel ballo. È quello che fa questa piazza stasera. Senti, abbiamo parlato dell'aspetto strumentale che è estremamente complesso, perché c'è un susseguirsi di strumenti che anche dal punto di vista temporale si incrociano, partendo da Tumbarinu di Gavoi, che è uno degli strumenti autoctoni proprio di questo, con delle caratteristiche tipiche di Gavoi. Su Pipiolu, un altro strumento, su Triangolo, che da sempre accompagna la ritmica e naturalmente la voce umana, ma poi nel tempo si aggiunge anche l'organetto diatonico, quindi questo è un po' l'ensemble, mi pare. E a proposito di strumentisti... A proposito di strumentissimo, in particolare a proposito di voci, questo che ci teniamo particolarmente stasera a salutare un membro del gruppo che solitamente accompagna con la sua voce il ballo della Proloco di Gavoi, ed è Daniele Soru, ma oggi è assente. Noi vogliamo un applauso e dare il benvenuto perché 2 ore fa è nato Lorenzo, suo figlio, quindi un abbraccio grande a lui, alla compagna Maria e al piccolo Lorenzo, che naturalmente, essendo nato il giorno di Sant'Efisio, sarà devotissimo e lo avremo ogni anno qua. Assolutamente sì. Invece loro sono... Avremo invece Ivan Iba alla voce, Mirko Iba all'organetto, Marco Soro a Subipiolu, Nicola Costeri Tumbarinu e Pierpaolo Lavra Triangolo. Gavoi, gruppo folk Proloco.
Grazie. Ma grazie, qua c'era praticamente un'orchestra che accompagnava Gavoi, giusto? Ma qui vediamo tanta emozione anche. Dai, è proprio bello. Grazie al gruppo folk Gavoi. Ivan Iba, Mirko Iba, Marco Soro, Nicola Costeri, Pierpaolo Lavra, gruppo folk Proloco Gavoi. Grazie ragazzi. Con l'associazione culturale Gruppo Folk Sorgono, che proprio l'anno scorso ha festeggiato 40 anni di attività e si accinge a festeggiare un altro importante anniversario quest'anno, perché festeggerà i 40 anni, la 40esima edizione della rassegna Gruppi e Tradizioni Popolari, che ogni anno cura il 15 di agosto nell'ambito dei festeggiamenti per la Beata Vergine Assunta. E questo è davvero un segnale di come effettivamente in Sardegna ci sia un grande lavoro nella storia dei gruppi folk che, come Sorgono e come tanti altri che abbiamo visto esibirsi qua questa sera, hanno tanti anni di attività. Questo significa davvero impegno, lavoro, costanza, ma soprattutto grande amore per le nostre tradizioni e per i nostri abiti e le nostre danze. Ebbene, stasera ora vedremo con Sorgono Sannanza, questo ballo così caratteristico, caratterizzato da una parte a Saseria, una parte a Salestra o Brincada, che sarà accompagnato dall'organetto di Lorenzo Chessa, l'associazione culturale Gruppo Folk Sorgono.
Grazie davvero al gruppo folk Sorgono, l'organetto di Lorenzo Chessa, e li accompagniamo con un applauso. Grazie. Grazie ancora a Lorenzo Chessa. E balleremo ancora a ritmo di organetto con il gruppo folk Tradiciones Popolares di Silanus, nato addirittura nel 1974, fondato dall'allora tenente colonnello Gianfranco Scalas, un gruppo che continua a tenere viva la tradizione degli abiti, delle danze, con una intensa attività che si esplicita anche nella organizzazione della rassegna di arti e tradizioni popolari Intradas, che quest'anno si terrà il 12 di luglio a Silanus Intradas, e quindi porterà a Silanus, diventerà il centro, diciamo, delle tradizioni popolari della Sardegna. Stasera si esibiranno con Suballu de Tiun Anneddu. Tiun Anneddu era un suonatore di organetto di Silanus che è vissuto tra la fine dell'Ottocento fino agli anni 50. Spesso i suonatori di organetto erano coloro che poi personalizzavano il ballo, quel ballo di piazza che poi aveva le sfumature, la personalizzazione di ciascun suonatore, che in questo caso appunto a Silanus ha preso il nome di quello del suonatore che lo eseguiva nelle piazze, Tiun Anneddu appunto. Quest'anno questa serata sarà accompagnata dall'organetto di Francesco Virde. Silanus, gruppo folk Tradiciones Popolares, Suballu de Tiun Anneddu, Francesco Virde all'organetto.
Ottavio. Io non posso una nuda, poi ti mannavo che stiano troppo, che sono troppo lungo, dunque ci sono ruscetti grazie, se potessi seguire. No, posso una cosa, o canno chienere, anzi che tu in doma, tu che stai in televisione, bene in pranzo e su grano. A ballare. Primo de maio a Pusti Prangio, dei 6 di Ammerì, fino a 6 su 11 e mezzo, ci gozai di una festa bella, via, oi, poi ci punti tutto il gruppo su che balla, ma c'è sta gente in piazza che balla, e tu che sapevi bene a usare spunto. Ti narradiamo a vesseria, tanto cos'era essa puntata. In su 1998, Sauri morta che ha precontato, poi vita mia si beseiava, si vado assizzata. Dopo fu di su primo de maio, dopo ma di ora che da ballare su Ballusardo, a io che andavo su a Parza de Sugrammo, non fu Parza Sugrammo, quest'anno fu in Piazza Ienne. In questo anno andavo su un luogo esatto. E fauso, e ho su ballavo, e quindi te devo narrare. Ok, hanno fatto 20 anni ci vogliamo, e quindi per me tu sei a fare su ballo in Parza Sugrammo è tradizione. Bene. E Sara, si frimaus, torrauso po'. L'ultima volta puntata